Tra i dati significativi di queste elezioni sicuramente l'affermazione della Liga Veneta, più in generale delle lighe, anche la Lega Lombarda. In molti ne parlano negativamente, come un fenomeno di decadenza della vita politica italiana. Evidentemente Mauro Michelon, consigliere uscente della Liga Veneta, non è d'accordo. Ma non so, per 40 anni la gente ha votato alcuni partiti e tutto andava bene, erano indici di maturità, ora la gente è stanca e cambia voto e subito si sente dire che c'è degenerazione a livello politico. Io ricordo che noi siamo presenti da 10 anni, solamente dico io, e perciò i partiti per 40 anni potevano migliorare le cose. Evidentemente se la gente ha cambiato modo di votare vuol dire che è stanca di partiti e che i partiti attualmente non rispondono alle esigenze della gente, perciò respingo subito queste accuse. Oltretutto il federalismo è un discorso che esiste già in Germania, in Austria, in Belgio, è quello il nostro discorso, è maggiore potere alle regioni, minore potere al governo, e perciò vuol dire miglior controllo dei cittadini rispetto ai politici locali. Ecco, probabilmente alcuni partiti non va bene questo discorso perché non possono più fare i loro interessi. C'è chi accusa le leghe però di speculare su fenomeni ad esempio di razzismo, ad esempio nei confronti degli immigrati. Cosa ne pensa? Immigrati di colore? Io sorrido, noi abbiamo detto che è schiavismo portare la gente, gli extracomunitari qui, perché riteniamo che questa gente abbia il diritto di lavorare a casa propria. E diciamo così anche perché fino a pochi anni fa si diceva che bisognava far sì che questi paesi del terzo mondo fossero autosufficienti a livello economico. Ora invece li portiamo qui, li strappiamo le braccia migliori da questi paesi e li usiamo, perché parliamoci chiaro, li accettiamo qui non certo per fare beneficenza ma perché ci servono. Bene, queste erano le interviste realizzate dal collega Stefano Masini. Ovviamente il nome di Michelon non è Paolo ma è Mauro, l'esponente della Liga Veneta, tutti conosciamo, esponente in consiglio comunale a Treviso, e ce ne scusiamo per la sovraimpressione errata.